Bene, complimenti a Casa Vittoria, ancora qui da Castelfranco Veneto, dall'ospedale, dove c'è una mostra stupenda sugli 800 anni del San Giacomo da non perdersi, ancora con Fernando Gaion, al quale dico, so che a Castelfranco Veneto Sandro Spinsanti, padre della medicina narrativa in Italia, è stato da queste parti recentemente. Cosa ci nascondete? Ma nulla da nascondere. Sandro è sicuramente un grande amico e fa parte del comitato scientifico della Fondazione e assieme a lui stiamo costruendo quella che sarà a breve la scuola stabile della Fondazione. Cioè addirittura una scuola stabile che parla di umanizzazione delle cure? Sì, assolutamente. I programmi di formazione della scuola verteranno soprattutto sugli aspetti della comunicazione, sugli aspetti dell'ascolto, sugli aspetti atti a far sì che il paziente, il malato, quando si trova in questa situazione diventi veramente protagonista della sua storia e come protagonista possa stabilire una relazione efficace con i curanti. Quindi un contatto basato sull'ascolto e anche sulla capacità che si può imparare ad esprimersi. E sappiamo che esprimersi fa bene, ma so anche un'altra cosa, tra poco gliela domanderò, è davvero una chicca per Castelfranco Veneto. Andiamo invece a Montebelluna, dove questa associazione davvero fa la differenza. Vediamo il servizio.